Dopo un'ora. E allora per far prendere lui, no, ma fatto tutta un'ora. È lo stesso. Di Daniele, ragazzi. I ragazzi non li vedono mai, però dobbiamo ascoltarli. Sono sbagliato. La perdita di tempo non si non più un cazzo. E che cazzo, invece di venire Ogni partita. dobbiamo arretrare per poter recuperare un po'. Niente, non c'è nessuno che esiste il centrocampo. Viola e io proprio l'unica cosa che sta facendo cagare. No, questa è la punizione. Buonissimo anche, ah boh. Numero 2. Eh sì.
perché devo mandare il messaggio a Fresco. Era Vidoni che non ha tirato bene. Sì. Che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa. È al 14, no, o 13. Sto facendo... La trovo. Segnale 13esimo, secondo me non so fare. Segnale 13esimo, minuti come piatto. Vedete di non farci fregare, vai. Non farvi fregare. Perde il Napoli. Deve perdere. No. Ah, te va bene. Ah, ok. Oh! Ha fatto un'intera giornata, che siamo primi. E anche stasera saremo qui. Non fatelo dire. Ah. Vai. Vai. Vai Daniel, vai. Lunga. Bravo. Sì, è esagerato. Sì, Francesco è arrivato 1-2 Daniel del Casals, passato in vantaggio alla fine. Prima con il solido, l'esperto, il grandissimo Daniel Paciulli, che ha corretto una traiettoria di una palla che era rimasta vagante in area di rigore, con Vidoni che non è riuscito a impattare al meglio, è arrivato e ha segnato da grande rapace qual è. E poi un giovane delle giovanili del Casarsa, Bekin Chevani, subentrato, ha ricevuto una palla spizzata da Giuseppin e ha fatto il messo della situazione, se n'è andato, palla al piede, è entrato in area e ha messo a sedere il portiere con una finta, dal destro se l'è portato sul sinistro e ha insaccato una grande. Sì, beh, lui Paciulli aveva sbagliato nel primo tempo un gol davvero clamoroso, imbeccato molto bene a colpire al meglio e si è fatto subito perdonare. Lui
su 3 palloni che arrivano in area, 2 li mette dentro. Questa era sua. Siamo un po' in ritardo, 30 secondi, così la regia può... No, Daniele! No, quello è il volume. Vai! Dai! Merda! Puttana madonna! Le macchine dietro contentissime. Le macchine dietro. Proprietari che sono particolarmente interessati. Magari anche i tuoi del corva, quello della macchina. Dove farlo entrare? Il grande dubbio, prendo Colles o no? Punto sopra. Palla pareggia. Sì, della sorella però. Il fiume sta vincendo, ragazzi. Fiume? Vince? Dai! Palla pareggia con la squadra. Il prossimo anno Fiume Veneto, Casassa. E Casassa Fiume Veneto. Giusto? O è penultimo? Ultimo il Fiume.
comprato questo? Il numero 18. Bravo Davide! Era ora che iniziamo. Dopo vediamo. Testa, Zanini. Eccolo lì. Dai, Ivan, perché devi tenere sempre quella cazzo di palla? Che vizio di merda, ragazzi. È 57, mi sembra. Avevo visto 57. Bravo.
Bravo Lia! Buona, buona! Buona! Fatto niente, no? Contrasto, battuto fallo. Addio conto! Testa di cazzo di arbitro! Non segnate più, Una Svizzera!
sto a prendere i soldi in merda. Giuseppe! Dio, Cristo di Dio! Ma che cazzo di Non si gioca a rugby qua! No, dietro la difensività. Davide, puoi... Un giocatore a terra, arbitro, dopo mezz'ora, benvenuto! Ma se c'è il Krapic. Capito quel crampo, no? Sì. Stamattina a che ora? Alle 4? Alle 10:30 salito però. Oh Davide, io giocare alle 4 stamattina? O alle 3? E come la verità la viene fuori? La pista del mezzo è questa. Sì, no, ma quando era in mezzo a due per le spalle la pista del ragazzo, il compagno di Fulvio. Che gol di merda. Ma veramente.
C'è un'occasione per parte praticamente. Dai Daniel! Magnago pareggia? Sacinese perde. Qua sono 0-9. Salvo proprio. Sì, vado al volo a fare le interviste prima. Pensavo un po'